Buonasera a tutti, Waiu e forza Naples! Allora, la partita è finita 3-1 con il Chievo a Verona, Waiu. 3-0 era buono, ma 3-1 non va buono. E piato un gol con Chievo Verona, un gol col Chievo Verona, e ha fatto stacca sulla issa a Cesar all'ultimo minuto, nell'ultimo minuto, Waiu. Ma che cazzo guardam? È questo il Napoli che mi fa incazzare, perché hai il risultato in mano. Poi come ti distrai un po', pa, e piglia gol, pa, e piglia gol, e piglia gol. Eh? Come fai a piano un gol a così? Aiuto. La difesa che cazzo stava facendo là? Porca puttana, lo fai staccata solo, fai staccare kill. 3-0, aiuto, e poi ti vai a piare il gol a così. T'ho detto, giocavi col Chievo. Speriamo che non facciamo la stessa cosa con l'Arsenal. Speriamo. Poi, vabbè, bene Milik, che ha fatto un grandissimo gol di sinistro. A giro, voglio, bellissimo gol. Poi anche bellissimo gol che cazzo ha fatto là. Ora non mi ricordo nemmeno chi ha segnato per come sto incazzato per quello gol che si è subito. 3-1, insomma, ha fatto gol Milik. Guanggiù poi ha fatto gol a Spevacabere perché sto proprio rincoglionito troppo a sta botta un gol che ha pigliato un Napoli perché mi ha fatto proprio uscire fuori la capa. Ah, doppietta di Koulibaly, voglio, come si fa a dimenticare la doppietta di Koulibaly, la prima doppietta in Serie A, e che gol ti ha fatto, voglio Koulibaly, il primo uno stacco di testa bellissimo che anticipa tutta la difesa del Chievo, poi il secondo gol da prima punta, voglio, di sinistra, una bella botta, una fucilata, pure a Sorrentini in da porta, voglio. Koulibaly migliore in campo di sicuro, sia per la prestazione in difesa, sia per la doppietta fatta in attacco. Voglio, ha fatto difensore attaccante oggi. Poi vabbè, sul gol del Chievo c'è stata la dormita di tutto il Napoli. Non voglio dar colpa a Koulibaly perché tutto il Napoli ha dormito su quel gol lì. Voglio, appunto, non puoi permetterti di prendere gol con l'Arsenal e l'hai preso dal Chievo. Voglio, può darsi che ormai magari in questa partita ha avuto questa distrazione, voglio pensare così, e magari con l'Arsenal che è una partita di Champions League non ti distrae a quella maniera. Io spero che è così, spero che come sto dicendo ora. Comunque bene Milik, bene Koulibaly, bene tutta la squadra, oggi è girata bene, mi sono piaciuti, hanno giocato una bella partita. A parte la disattenzione finale, poi il Napoli ha fatto una grandissima partita, cioè passaggi tranquilla, cioè l'abbiamo gestita con calma, quando abbiamo avuto spazi abbiamo fatto male al Chievo. Anche se appunto avevamo il Chievo che è ultima in classifica, poi è una squadra di poveracci, mi dispiace per il Chievo, cioè, mi dispiace per dire, cioè, il Chievo è una squadra che purtroppo ha meritato per i tifosi del Chievo la retrocessione, perché in attaccanti in avanti che fa 6 gol è poca roba, veramente, un Chievo, come ho detto, poveraccio, un Napoli che mi è piaciuto e abbiamo meritato voglio, questa vittoria. Ora testa all'Arsenal, voglio, e mi raccomando, voglio, non giochiamo come stasera, che, cioè giochiamo come oggi, però nel finale niente distrazioni, hai un risultato in mano, voglio, testa, sempre testa, la partita dura 97 minuti, 98 minuti, non si sa, pure con recupero compreso. Fino a quando non fischia l'arbitro, la partita ne è fernuta, voglio, attenzione al massimo, fino all'ultimo secondo perché con l'Arsenal non ti può permettere nemmeno 5 secondi di distrazione e l'abbiamo visto oggi con il Chievo. Per quello con l'Arsenal voglio testa, concentrazione, gamba, voglio vedere una bella squadra come oggi, passaggi, giocarla per bene, voglio non buttare via un pallone, essere concreti avanti alla porta, voglio. Che all'inizio nelle prime occasioni abbiamo sbagliato anche oggi con il Chievo. Speriamo che in queste fasi qui siamo più cattivi. Niente, voglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita. Lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale sotto il video.
Voglio buona serata a tutti e forza Naples!